Benvenuti agli amici di Italian Traditions. Oggi mi sento particolarmente fortunata perché per intervistare una delle eccellenze italiane mi trovo a Castel San Mauro in compagnia di Manuele Mauri. Benvenuta Silvia, la storia di questo posto si perde nella notte dei tempi perché nel 1200 un barone dalla Stiria venne ad amministrare questo podere nella contea di Gorizia e da qui il toponimo di Castel San Mauro. Tu lo definisci come un organismo agricolo. È una definizione propria della biodinamica. Qui a Castel San Mauro c'è il fiume Isonzo, ci sono i boschi e il monte Sabotino e poi ci sono i declivi su cui sono collocati i vigneti e questo lo fa essere un organismo agricolo perché è completo di tutte le caratteristiche. Sogni e desideri. Da cosa è nata Castel San Mauro? Castel San Mauro è una presa di coscienza, è forse una vocazione, è una strada di vita, it's for life. Ed è l'obiettivo di racchiudere l'essenza di un luogo in una bottiglia, senza distorsioni. E soprattutto in un mondo sempre più frenetico è possibile con i ritmi lenti che tu promuovi. Deve essere così per riscoprire equilibri e stati d'animo salubri. Raccontami un po' di più rispetto a questa scelta che tu hai fatto di coltivazione. La biodiversità e l'organismo agricolo secondo me si possono definire come dicevano i romani, il genius loci, per cui non solo c'è l'espressione propria della vita, ma intrinseca è presente anche l'attività spirituale. L'agricoltore gestisce diversamente le sue lavorazioni perché si preoccupa prima di salvaguardare un'entità che è composta da materia e da spirito. Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche diverse, non potrei dirti con precisione quali possano essere, perché il discorso appoggerebbe su delle definizioni di una tipica degustazione anglosassone: colore, olfatto e sapore. In verità esiste un altro modo di degustare i prodotti artigianali ed è con tutto il corpo. Potente e duraturo l'amore per il vino come appunto l'amore stesso o è inebriante come l'innamoramento? È più come l'innamoramento, perché poi passa, è il proprio corpo che riceve o respinge un alimento conforme oppure antagonista degli equilibri e delle dinamiche metaboliche, fammi dire questa parola difficile, del proprio organismo. Tu dici giustamente che il vino risveglia i sensi, risveglia la memoria, è un po' una piccola Madeleine di Proust. Tu hai un vino che in qualche circostanza ti ha risvegliato momenti particolari della tua vita? E il bicchiere di vino, che è un'azione di scoperta continua, di transito verso sensazioni sempre nuove, ma anche la prima, è come un po' il primo bacio, se vuoi, no? E quindi sono tutti diversi, però il primo amore non si scorda mai. Esatto. Poi dipende da quanti bicchieri di vino hai bevuto nella vita. Qual è stato il tuo primo amore in fatto di vino? Dipende da dove sono, dipende anche dalle condizioni atmosferiche, dalla stagione. Se sono su una spiaggia dell'Istria mi immagino una caraffa di Malvasia istriana, no? Sai, con la condensa sotto un pergolo. Un'altra
cosa che tu hai detto è che le qualità di tutti i vini, quindi quelle che si percepiscono, sono soggettive, ma allo stesso tempo in qualche modo codificate. Ma per poter capire se ci piace o meno un buon vino, se ne parla sempre a bottiglia vuota. Un bicchiere è poco, 2 bicchieri sono troppi, 3 sono di nuovo poco. Il vino vero, quello che ti entra dentro e ti esalta, ti chiama la beva. Io e noi di Italian Traditions siamo molto curiosi, quindi siamo andati un po' a sondare il tuo passato e oltre a queste colline ridenti baciate dal sole tra il Monte Sabotino e il fiume Isonzo, sappiamo che tu hai intrapreso questo percorso poco più che ventenne, scoprendo un aspetto del territorio, di questo territorio così a tratti ridente per una persona esterna, che sono invece ostili e poco idilliaci, e questo a causa proprio della natura. Una natura che è definibile un po' come la Marètre, la matrigna leopardiana della fase del pessimismo cosmico. Tu come sei? Sei pessimista rispetto alle sorti del nostro pianeta, all'utilizzo intensivo del territorio? È assolutamente provato che la natura è difficile e l'uomo ci è completamente immerso e fa una fatica titanica a fare qualsiasi cosa. Ma questa è la vita. La natura ci è offerta come una risorsa. Il contadino ha dalla sua la forza della rassegnazione. Si dice grazie a Dio, al genius loci. Sono sensazioni che già in un certo senso preparano ad una cocente delusione. Quello che governa la sostanza, il liquido contenuto in questo bicchiere non sono io, ma è l'ambiente esterno, è proprio la natura. La riflessione è stata: in che modo posso incidere personalmente sulla qualità del prodotto finale? In linea generale assai poco. La risorsa che per esempio la biodinamica offre è quella di trovare il modo di sincronizzarsi alla natura. Aurisina è un piccolo paese sulla costa adriatica a pochi chilometri da Gorizia, che era conosciuto ed è tuttora conosciuto per l'estrazione di una speciale qualità di marmo che ha dato origine a Noè. Che cos'è? Me ne parli? In che modo ti ha fornito un elemento di differenziazione nel mercato? Andando a cercare la semplicità delle azioni, del mestiere, del taglio, della potatura e anche del governo del vino in cantina, l'ultimo passaggio che ancora mi restava ostico è stato quello della botte di legno, perché il passaggio del vino nella botte di legno, per mia modesta convinzione, è un passaggio molto impressivo nella degustazione. Mi serviva perciò un contenitore puro, per cui igienico, inerte, che offrisse spazio, libertà di espressione a quello che è il mio lavoro, no? Quindi il viticoltore. La pietra è questo materiale. Tra tutti i vini su cui tu avresti potuto puntare, hai scelto come cavallo di battaglia la Ribolla Gialla. La Ribolla Gialla di Castel San Mauro è un vino spumante, vinificato secondo il metodo tradizionale, spumantizzato secondo il metodo tradizionale, quindi è una rifermentazione in bottiglia col fondo. La cosa interessante da dire della cantina di Castel San Mauro è che tutte le fermentazioni sono fermentazioni spontanee con lieviti autoctoni. La Ribolla Gialla è una bella acrobazia, è un bel salto con avvitamento, perché non è sempre detto che la ripartenza di lieviti autoctoni avvenga, non è mai detto poi il risultato finale quale può essere, quindi quello che condanna un po' il cantiniere è la paura. La Ribolla Gialla è il soggetto ideale per questa spumantizzazione così senza ingressi, perché lo dice il nome stesso, è un vitigno, è un'uva che ribolle, quindi una fermentazione di solito più lunga del normale, che aiuta
no? A riprendere le energie, le forze e a chiuderle in una bottiglia un po' come il genio della lampada. Tu ti definiresti più un bel fermo e solido uomo o un uomo un po' più dalla personalità frizzantina con le bollicine? Sono un buon osservatore, Mm-hmm. sono un buon osservatore e credo nell'ispirazione, credo nell'intuizione e poi ci vuole sempre una mano dall'alto. Io so che è nata qualche anno fa la piccola Maria Vittoria. Quale vorresti che fosse la sua mano dall'alto? Posso indicarle quali sono i valori in cui credo, che sono la tradizione, che sono la famiglia e il rispetto per la natura. Nella tua tenuta di Castel San Mauro, quali sono i vini più richiesti all'estero? E vorrei sapere se effettivamente siamo in un contesto come il Nemo Porfette in patria, cioè in Italia si consumano vini italiani? Castel San Mauro è una cantina molto piccola che lavora fondamentalmente su 3 tipologie, speriamo una quarta, ma fondamentalmente per ora su 3 tipologie di vino, un bianco fermo, un bianco spumante e un rosso. Non ho i numeri per poterti dire qual è il trend di consumo, perché lavoro talmente a tu per tu con le persone, con il cliente finale, che mi trovo proprio a dover fronteggiare le passioni e le predisposizioni, i gusti personali di ognuno. Invece io vorrei dare un consiglio agli amici di Italian Traditions, perché normalmente si sente parlare di abbinamenti. Abbinamenti si dice che il rosso si abbina con la carne per l'alto contenuto di tannini che sgrassano il palato. Secondo te esistono degli abbinamenti da seguire, oppure anche questi sono effettivamente soggettivi? Credo di sì, sono soggettivi. Seguono l'evoluzione del modo di far cucina. Pietanze o tecniche di cucina che 10 anni fa ancora non si conoscevano, oggi sono presenti e diffuse. Qual è il piatto italiano per eccellenza a cui tu non sapresti rinunciare? E quello che invece ti rimanda all'infanzia, ai sapori di quando eri piccolo, di quando eri bambino? Desidero le tagliatelle al sugo della nonna e ho bisogno della iota quando fa freddo e sono giù di tono. Se è vero che l'età di una signora non si dice, noi sappiamo che tu però diciamo che sei nato il 28 settembre. Un tempo, per ritornare all'idea dei ritmi della natura, il periodo di settembre, fine settembre, era il periodo delle ventennie. Secondo te qualcosa sta cambiando anche sotto questo aspetto? La nostra vita, soprattutto oggigiorno, è talmente frenetica che percepiamo variazioni minime in un lasso di tempo molto ridotto. Mia nonna mi raccontava che nel 29 l'Isonzo era ghiacciato e i carri con i buoi ci passavano sopra. Nonna Vladimira e nonno Gilberto, che sono quelli che alla fine ti hanno trasmesso questa passione. Cosa ti dicevano loro? Già ai tempi che un bicchiere di vino allunga la vita? I miei nonni, ma come i nonni di gran parte degli uomini, delle donne della mia età, erano dei consumatori di vino, perché il vino era un alimento all'interno della dieta quotidiana. E il vino era di 4 tipi: bianco, rosso, buono e cattivo. Era nell'interesse della famiglia produrre un vino il più possibile salubre e genuino. Io so che tu sei arrivato a questa decisione, a questa scelta di concentrarti su Castel San Mauro dopo un percorso molto lungo e molto diverso rispetto all'uomo che sei oggi, che passa dall'ottenimento della stelletta di sottotenente presso la Scuola Allievi Ufficiali di Cesano di Roma, per poi passare al 4° Reggimento Genova Cavalleria e poi diventare paracadutista, perché tu sei un paracadutista. Io vorrei sapere se questo amore, quest'amore per la patria, che in fondo altro non è che la metafora della terra, si trasmette anche
nel tuo modo di fare vino? Certamente sì, è evidente che mi piacciono gli sport estremi e devo dire che fare agricoltura oggigiorno è a tutti gli effetti uno sport estremo. Ho imparato molto, ho imparato l'attitudine al servizio, il sentimento dell'abnegazione, ho imparato ad obbedire e a comandare. Questo è una metafora del rapporto che bisogna cercare con la natura. Credo che il motto della marina inglese, che ne sa parecchio, citi servire per comandare. È una cosa che mi sono segnato. In effetti c'è una personalità molto forte nella tua famiglia, che è il tuo papà, che era un milanese doc e che era anche un importante cestista, e lo chiamavano il tigre. A te cosa ti è rimasto del milanese doc e soprattutto del tigre? Ho avuto la fortuna di potermi confrontare, di poter imparare da due realtà completamente diverse, quella dei miei nonni materni, per quello che ho detto prima, quella dei miei nonni paterni invece per come ho sentito raccontare Milano negli anni della guerra, del dopoguerra, e quindi ho assorbito una ricerca della professionalità, l'amore per i dettagli, il rispetto per il lavoro, tutte cose, no? Che poi sono diventate la Milano da bere. Su 25 ettari di terra tu hai scelto di coltivarne solo 6,5. Quanto vino si produce da 6 ettari e mezzo, più o meno? Possiamo puntare alle 30.000 bottiglie. Ok. Un'altra cosa che caratterizza i tuoi splendidi vini è il terreno. Il terreno che è composto prevalentemente da marne e arenarie, che costituiscono questa sorta di terreno appunto argilloso che prende il nome di Flèche di Cormon o tradizionalmente chiamato ponca. In certe giornate sembra quasi di stare in riva al mare, perché le marne arenarie sono appunto delle sabbie compresse e stratificate. Il terreno è generalmente un terreno povero, dove la vite si sforza di ramificare e di produrre uva. Lo dicono come uno dei terreni più confacenti alla viticoltura. Qui il fatto è che si fa viticoltura da secoli, è un po' anche la tradizione che ha fatto sì di diventare capaci di far vino. Senti Manuele, ma tu hai mai utilizzato il vino come arma di seduzione? Certamente sì. Ha funzionato? Alle volte, dipende dall'interlocutrice. E le donne normalmente preferiscono il bianco o il rosso? Secondo me preferiscono il rosso. Il rosso, sì, più sì. Corposo quindi in qualche modo, no? Chissà, forse ha più ferro. Vedi la produzione del vino come anche un processo creativo. Il contadino ha sempre fatto un po' di necessità virtù. Posso dire di aver scelto questo mestiere perché è un mestiere molto creativo, cioè il fatto di arrangiarsi, di riuscire a risolvere problemi in condizioni di immediata necessità è un po' quello che mi è stato, no, insegnato nella vita militare e che io ho trasportato in quello che poi diventa l'efficacia del lavoro. Secondo una recente statistica, l'Europa è la prima produttrice al mondo di vino, con 49 milioni di ettolitri prodotti solo in Italia. Secondo te, Italians do it still better o no? Sicuramente sì, anche le italiane lo fanno molto bene perché ci sono ragazze e donne, no, che sono delle imprenditrici eccezionali. Tu ti definisci un potatore, ma in realtà sei un imprenditore. Se tu dovessi dare un consiglio ai giovani che desiderano inserirsi in Italia nel tuo settore? È richiesto a tutti gli imprenditori, ma non solo, delle capacità straordinarie e molto diverse, poliedriche, no? Rispetto a solo 20 anni fa. Questo ha acuminato le doti e le capacità di chiunque si pone oggi nel mondo del lavoro. L'indicazione che posso dire per l'esperienza mia personale è di non soffermarsi al mero studio teorico
o a delle prove di laboratorio o a test fatti da altri. La realtà non è 1 più 1 uguale 2, la realtà è 1 più 1 uguale alle volte 2, alle volte più, meno. Infinite variabili. Certo. Senti, io sono stata particolarmente colpita leggendo questa brochure della tenuta di Castel San Mauro da una parte che si intitola Il vigneto, la vite ed io, e prosegue con una citazione di Fukuoka che dice: le tecniche agricole moderne sembrano necessarie perché l'equilibrio naturale dell'ecosistema è stato così profondamente alterato che la terra oggi non può più farne a meno. Parlami un po' di questa triade, Manuele, vigneto e vite. Manuele è uno strumento che deve essere coordinato alla realtà vitale, all'essenza vitale del vigneto. Non sono completamente in grado di controllare il prodotto finale del mio lavoro. Questo è un paradosso che esiste solamente in agricoltura. Fukuoka è il fautore dell'agricoltura del non fare. Significa capire che fare un passo indietro per forza di cose lascia spazio all'ambiente, al genius loci, alle piante, all'essere vitale terra come lo conosciamo. Arriviamo a un altro personaggio che ha caratterizzato la tua filosofia del fare, che è Rudolf Steiner e la sua biodinamica. La biodinamica nasce nei primi anni del Novecento, qualche cosa come una decina di anni prima. Fritz Haber sintetizzò l'ammoniaca, i nitrati. I nitrati servirono alla Germania nell'industria prebellica per fabbricare esplosivi. Finita la prima guerra mondiale, nei magazzini della Bayer, della BASF e di altre industrie chimiche restarono queste enormi quantità di nitrati e si pensò di venderli ai contadini per aumentare le produzioni agricole in una condizione di miseria, di depauperamento sociale catastrofiche per la Germania della fine del primo conflitto. Fu chiaro che le produzioni per superficie erano aumentate, ma gli alimenti, la frutta, la verdura duravano molto poco, il sapore non era gradevole e le capacità di alimentare l'energia fornita da questi alimenti era assolutamente bassa. In più erano ormai apparse evidenti malattie delle piante e degli ortaggi prima sconosciute e all'occhio attento dei contadini di una volta molto, molto pragmatici e osservatori diventò evidente un depauperamento del suolo, della capacità vitale dell'humus presente nella terra. Rudolf Steiner, con le sue lezioni ai contadini, con le lezioni agli agricoltori del 1924, fornì le soluzioni, i rimedi per guarire il terreno, le piante e riportare le condizioni di salubrità negli alimenti, fondamentalmente con 2 preparati, il 500 e il 501, che sono cosiddetti corno letame e corno silice. Io adesso vorrei capire invece una delle tue soluzioni, che partono ovviamente dai principi che hai appena esposto, che è il sistema di Triton. È un sistema di potatura, è un acronimo, è un taglio di rispetto a 3 occhi nuovi. Prevede di osservare quali sono le condizioni morfologiche che portano la pianta, la vite, a vegetare. Non gradisce i tagli molto grandi perché non è capace di rimarginare, e il perfetto ingresso di batteri, di funghi
no? Perché si crea un cono di disseccamento che penetra in profondità all'interno del fusto o della testa della pianta, e questo compromette la durata della pianta e del vigneto. Una storia antica, appunto, quella del vino, che parte addirittura da Re Salomone e dalla Porta di Dio, o Porte Dieu, che ha dato il nome a Char, che è l'origine del Chardonnay. All'esterno delle porte di Gerusalemme ci sono oggigiorno, come erano allora, questi vigneti, e siccome attorno alle mura sono disposte delle porte, tutte quante conducono al tempio di Re Salomone, l'antico tempio di Re Salomone, il vino prodotto su quelle colline era chiamato la Porta di Dio. Dopo le crociate, i templari, che ben conoscevano il tempio e la città santa, portarono in Francia le marze nelle loro navi, nelle stive delle loro navi, le marze di queste piante, per poterle piantare poi nei loro monasteri e produrre il vino. Lo chiamarono Port de Dieu per richiamare l'origine di questa esperienza. Soltanto più tardi avvenne questa traslitterazione del nome ebraico Porta di Dio, Sha'ar Adonai, in Chardonnay. E ora, visto che questo Chardonnay è prodotto in questi miei particolari botti di marmo, ho scelto a buona ragione di chiamarlo Sha'ar, che significa porta. Questo è un modellino del mio contenitore. Cosa ti sembra? Una porta, effetti. Non ci avevo pensato prima, ma adesso hai svelato l'arcano. È una porta di marmo. Ora, il marmo di Auresina, di cui parlavamo prima. Ora, la porta metaforicamente è un punto di passaggio, no? Quindi vedi che il discorso si riallaccia a quanto dicevamo prima a proposito del vino. È un veicolo che amplifica e che ti porta in luoghi differenti. Se tu dovessi partire per un lungo viaggio, quale dei tuoi vini ti porteresti? Il posto che mi ha incantato di più in Italia, credo l'Umbria. Se dovessi essere in Umbria? Se dovessi essere in Umbria, io porterei un orange wine. Ha un nome inglese perché si produce in Italia, però. Si produce in Italia, certo. Il mio si chiama vino Rang. Quali sono le caratteristiche di un vino come il tuo che è prodotto tra i 95 e i 160 metri sopra il livello del mare? Bacco amat aperta colles citavano, e ti dico che non è importante soltanto l'elevazione, la quota, ma anche la distanza dal mare. Tutto il Collio è a brevissima distanza in linea d'aria dall'Adriatico. E questo fornisce un microclima, la ventilazione. Tra i vini bandiera di Castel San Mauro abbiamo Ribolla Gialla col fondo, Merlot, Char e il nuovo arrivato che è a Tavoret. Se dovessi definire ciascuno di essi con un aggettivo, quale sarebbe? Per Bacco. La Ribolla Gialla è dissettante, lo Chardonnay è inebriante, Atavo è un vino, è un alimento. Se fossi uno dei tuoi vini, quale saresti? Credo che sarei il vino rosso, perché sono un ragazzo molto attivo e ho bisogno di sostentamento. Il food and wine è il settore nel quale il Made in Italy è più forte e più conosciuto nel mondo. Pensi che produrre vini in Italia in qualche modo possa avvantaggiare gli imprenditori italiani? Sì, credo di sì. Le capacità di questi imprenditori sono straordinarie, perché il controllo di filiera, lo dico così, in Italia non ha uguali in tutto il mondo. Noi siamo abili produttori di qualsiasi bene faccia essere felici le persone, dai bottoni di madreperla agli yacht di lusso, passando per tutto quello che sta in mezzo. Produrre qualche cosa e venderlo in Italia è veramente inebriante, perché dà tanta adrenalina e tanta soddisfazione poi quando arriva a destinazione finale. Mi viene difficile nel contesto splendido all'interno del quale ci troviamo. Prova, se dovessi chiudere gli occhi e immaginare di essere in un posto appunto dell'Italia in questo momento, dove vorresti essere?
vorrei essere qui sul monte. Sul monte Sabutino. Sì. Grazie mille Emanuele, concludiamo e salutiamo gli amici di Italian Traditions con un Viva!